Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica dei cori solitari e questa sera ho da presentarvi un signore di Marsala che è in cerca della sua donna ideale. Si chiama Aldo e ha 58 anni. Buonasera Aldo. Buonasera, tanto piacere. Allora, Senti, signor Aldo. ho 58 anni e cerco una ragazza come compagna, come attualmente diventa la mia compagna, e lavoro presso una prestigiosa azienda agroturistica di Marsala, Sì. Dove trattiamo piante da giardino, cioè noi dalla piccola piantina l'avviamo fino alla vendita. Esatto. Sono a parlare della favolosa Kenza, alloro, olive e serlizzi. Lei praticamente lavora in un'azienda. Sì, faccio il... Ha 58 anni, è di Marsala. Sì. E giustamente cerca una donna per sistemarsi. Certo, Ascolti, lei è separato? No, È completamente. stato mai sposato? No. No. Quindi è completamente single. Singolo, celibe, precisamente. Va bene, signor Aldo, mi dica come dovrebbe essere questa ragazza che lei cerca? No. Che genere di donna va cercando? Io generalmente cerco una donna normale, se sia romena o tunisina o italiana o siciliana o marsalese, l'importante che mi aiuti nel lavoro, cioè che abbia una piccola attività, un piccolo lavoro che mi aiuti, perché l'attuale situazione economica è, anche se guadagniamo ci arrangiamo, però ci vuole che la compagna contribuisca. Certo. Questo vuol dire che il zucchero non guasta bevante, logicamente. Quindi se lavora praticamente è meglio. Certo. Non è che oppure abbia una casa, una casetta che mi aiuti alla famiglia. Credo che non cerchi grandi cose. Mi dica, signor Aldo, come passa il tempo nella giornata lei? Quando finisce di lavorare? No, generalmente finendo di lavorare, anzi uno si fa la doccia, esco a Marsala, le mie quotidiane passeggiate, trovo amici, amiche, e parliamo, discutiamo, qualche sabato andiamo a ballare. Ora, ieri sera ho trovato un centro sociale dove il centro sociale il sabato e la domenica si ballano, quasi tutte i sabati e domenica balliamo tra noi stessi scapoloni, uomini e donne, e passiamo si passa il tempo. E si passa il tempo e quindi questa è la situazione. Vabbè, parliamo allora della sua anima gemella. Che età dovrebbe avere questa donna? Partiamo da una base, lei ha 58 anni, quindi... Io poi da parte mia partirei da una donna che abbia 45 anni. Dai 45 fino ad arrivare a che? A che età? Anche 55, non è che hanno più, hanno meno, non è che io sono... La cosa importante poi è trovarsi bene. Sì. Io penso che ho una discreta presenza, nessuno mi può negare. Io cerco un'altra che abbia le stesse caratteristiche mie. Sì. Dal modo di parlare, del modo di ragionare. Lei abita da solo? Sì, abito da solo e giornalmente vado dalle mie due sorelle che settimanalmente ci fa una settimana una e una settimana l'altra. Ho due cognate favolose, meglio dei fratelli, ho dei nipoti che hanno dei figli da favola, e queste sono la mia vita, Certo. E cerco una compagna che sia la mia vita. Certo. Penso lei che praticamente sta cercando di formarsi una famiglia. Certo, non è che anche se ci ha pensato tardi, perché no, il proverbio dice non è mai troppo tardi, ma è vero questo. Posso dire L'amore non ha età. Sì, posso dire una cosa alle mie attuali concorrenti. Sì. Io guaglio, state attenti, cercate di telefonarmi perché chi tarda arriva ma l'alloggia. Penso che abbia detto giusto la situazione. Il signor Aldo naturalmente ha un bel lavoro, è motorizzato, c'è la macchina, giusto? Sì, ha una 600, piccolina, ha un bel lavoro, abbiamo detto, una bella macchina, poi non so, la casa ce l'ha bella arredata? No, la dovrei sistemare, qualche cosa ce l'ho, cioè non le manca niente nuovo, qualche cosa, ristrutturando cose. Se la mia compagna mi porta una casa è ancora meglio, perché logicamente certo. mi aiuta, ci aiutiamo nella situazione economica, perché io non è che la vita è cara, oggi come oggi è difficile andare avanti. Sì, se si lavora in due è ancora meglio. Certo, questo non è perché cerco un lavoro, cerco perché aiutarmi. Quando uno guadagna giusto al momento, per me
può bastare. Comunque la cosa importante, signor Aldo, è che lavora. Che lavora, Giusto? sì, sì. E poi del resto... le cose vanno Sì, avanti. ci sono piccoli Questa è la problemi. La prima volta che si Sì, presenta sì. in televisione per fare un annuncio, giusto? Molti mi dicono che sono spacciato, ma io non mi credo di essere un timido, ma non so come mi tratterebbero, non so come specificare. Ascolti, un'altra cosa, come mai ha pensato di presentarsi qui in televisione? Per cercare l'anima genuina? Ti dico una cosa, mi hanno convinto due cari fraterni amici miei che lavorano con me, uno si chiama Vincenzo Patti e uno Enzo Marino. Oh fratello Vinci, la prossima volta tocca a te, non mi fare brutta figura. Certo. Perché ha 35 anni e fa lo scopolone per me. La sta attento, non fare la stessa cosa che ho fatto io. Allora, ognuno ha la sua testa. Logico. Va bene, signor Aldo, amiche telespettatrici, avete conosciuto il signor Aldo, 58 anni di Marsala, che va cercando praticamente la donna ideale, una ragazza che possa praticamente cercare la famiglia come la sta cercando lui, che si vuole creare una famiglia. Sì. Vede una cosa, anche se è divorziata, non è importante. Non è importante, io cerco la donna mi aiuta a me a collaborare. Certo. Abbiamo detto dai 45 fino ad arrivare ai 55 anni, il signor Aldo è qui. Hanno 56, l'importante è che abbia una presenza adeguata alla mia, ragioni come penso che ragiono io, che sia che lavora anche meglio, perché logicamente ho specificato. Vabbè. Per quelle di voi che fossero interessati a conoscere il signor Aldo non possono fare altro che telefonare, attenzione, al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Il signor Aldo è qui che sta aspettando le vostre telefonate, per cui sbrigatevi, telefonate perché il signor Aldo risponderà, ma l'alloggia. Va bene, amiche telespettatrici, per quanto riguarda la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor. A tutti, ciao. Oh yeah!